Buongiorno. Buongiorno. Dunque, lei sa che se risponderà correttamente alle nostre domande, quindi supererà questo esame, verrà a tutti gli effetti considerato un Veneto Doc. Perciò? Bene, vado veloce perché non abbiamo moltissimo tempo. Allora, lei è il signor Li Chang-Wan Zhang. Sì, ma qua a Veneto mi chiamano Caio Marcolin. Scusi, Claudio Marcolin, forse? Sì, Caio Marcolin. Caio. Va bene. Allora, iniziamo. Mi dica almeno 3 tipi di piatti tipici veneti. Allora, baccaia a Vicentina, e sarde in saur, boenta e osei. Molto bravo, molto bravo, molto bravo. Bene, molto bene. Andiamo avanti. Adesso le chiederò cortesemente di dirmi una bevanda tipica veneta. Ah, vin Crinton. No, non si può, è vietato, non si può. Al prosecco. Molto bene, bravissimo. Allora, adesso le chiederò di tradurmi questa frase. Attenzione. Mi dia un bicchiere di vino rosso, grazie. Buttame na ombra de rosso, grazie. Preparatissimo. Meglio di noi. Molto bene, molto bene. Sì. Bene. Adesso io le chiederò cortesemente di dirmi un'espressione tipica veneta nel momento in cui dovesse vedere una bella ragazza per strada. Che tocco de mona. No, non si può, un po' meno. Che tocco de tosa. Meglio? Perfetto, molto bene. Perfetto. Adesso io le chiederò cortesemente di dirmi almeno 3 frasi, attenzione, 3 frasi tipicamente venete. Che sei pigioni che un cane che Sì. te si stupido come è Paltan. A vostra età saltavo i fossi palalungo. Complimenti. Devo dire che è just good. Senta, signor Caio Marcoin, lei ha risposto perfettamente alle nostre domande, quindi se la commissione è d'accordo, ma direi che non ci sono dubbi, lei a tutti gli effetti da questo momento è un Veneto Doc. Complimenti, vuole dire qualcosina, magari che ne so, un cinese, una frase tipica? 操你妈的，所以什么我都不知道呢。 Che significa, mi scusi? Te sei proprio un fiol vecchio. Sì, È forte. Sì, molto. Signor Claudio Marcolin, Caio Marcolin, scusi, può andare, grazie. Brian Mo.